non c'è rassegnazione, l'autonomia si deve fare. Il giorno dopo lo strappo a Roma il governatore Zaia incalza anche il premier Conte. Basta agitare il tema degli interessi nazionali, col nostro progetto sono garantiti. L'applicazione del regionalismo differenziato comporterebbe un incremento del bilancio di 3,3 miliardi per il Veneto tra spesa diretta e fondi agli enti locali, il dato dell'osservatorio economico della CNA. Processo Mose, in appello confermate le pene di primo grado, l'ex sindaco di Venezia Orsoni e l'ex presidente del magistrato delle acque Piva non hanno vista riconosciuta l'assoluzione piena. Terza vittima della strada in 5 giorni, nella Marca, 39enne in sella alla moto muore scontrandosi con un'auto, aveva 3 figli. Una folla commossa ai funerali della tredicenne di Casale sul Sile, travolta e uccisa da un'auto la settimana scorsa, al ricordo della sua passione per la scrittura, ora lo farai per gli angeli. Fiamme in un allevamento di polli a Borgo Veneto nel Padovano, numerose squadre dei vigili del fuoco in azione, alta colonna di fumo nero visibile a distanza, 200.000 gli animali morti. Operazioni in Florida, il piccolo Joe è uscito dalla sala operatoria, tutto è andato per il meglio, il videomessaggio di mamma Erika che ha girato con il bimbo in ospedale. La notizia più attesa per i tifosi del Venezia, il Consiglio federale della FIGC esclude il Palermo dalla Serie B e riammette il Venezia. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione regionale del nostro notiziario. Autonomia dunque in primo piano nuovamente, perché il giorno dopo lo scontro Lega 5 Stelle il governatore del Veneto Zaia dice: sono arrabbiato sì, ma non rassegnato. Nessuno strappo nel governo, la riforma si farà in tempi brevi, anzi brevissimi. Il premier Giuseppe Conte getta nuova acqua sul fuoco e garantisce che l'autonomia sarà presto realtà. Ma tra Lega e 5 Stelle la tensione rimane palpabile e la rabbia per lo stop imposto dai grillini non si placa. Rabbia, guardi, ma sicuramente sì, però non c'è rassegnazione finché ci sono io. Qui si parla di autonomia, non esiste che non si rispettano i veneti, non esiste che si viene meno la parola data, visto considerato che 2.328.000 veneti hanno celebrato un referendum, ci sono andati e quindi è giusto che arrivi la risposta. Punto e basta, non ho altro da aggiungere. Presidente del Veneto che si attendeva dopo la firma del contratto di governo un iter più spedito per l'autonomia, caposaldo del programma leghista. Sinceramente tutti ci aspettavamo una velocità un po' più diversa, però è pur vero che adesso lo devono portare a casa. Se questo governo non porta avanti l'autonomia vuol dire che tutti abbiamo perso e arriverà qualcun altro che poi la porta avanti, ma io tifo perché sia questo governo, il nostro governo, a fare l'autonomia. Il premier Conte è tornato a mettere l'accento sull'interesse generale da salvaguardare da nord a sud. È un'opportunità che vogliamo offrire alle regioni che lo richiedono, a tutte le regioni, ma in un quadro di sostenibilità, compatibilità con gli interessi che rimangono nazionali, lo vorrei sottolineare. Inutile mettere sempre davanti la carota degli interessi nazionali, perché nessuno lede gli interessi nazionali e l'unità nazionale con questo progetto. Piuttosto mi aspetterei qualcuno che dice: ma com'è possibile che in alcune regioni del sud ho i cittadini che sono obbligati a fare le valigie e andare a curarsi fuori regione, andare in viaggio per curarsi? A lei sembra normale che bisogna andare in treno, in pullman, in macchina, in aereo fuori regione per curarsi? Se accadesse in Veneto io non resisterei neanche più. Le sembra normale che i ragazzi del sud abbiano meno possibilità di formarsi nelle scuole rispetto ad altri ragazzi? Che cos'è? Colpa di chi va bene? Se mai il comune è mezzo gaudio, io mi chiamo fuori da sta roba. Allora, fatto salvo che l'interesse nazionale è rispettato, dateci l'autonomia. E se slitta dunque nuovamente la discussione sull'autonomia, CNA presenta uno studio con numeri importanti per la nostra regione. Sentiamo quali. È imbarazzante, è incomprensibile. Nel contratto è scritto in maniera chiara, inequivocabile, che è priorità del governo attuare l'applicazione del 117 e 116 della Costituzione e sinceramente questo trattamento i veneti non se lo meritano. Questo è il commento del Presidente del Consiglio regionale all'indomani dell'ulteriore slittamento del tavolo sull'autonomia, e lo fa proprio nel giorno in cui vengono presentati i dati del settimo rapporto dell'Osservatorio economico delle 3 CNA regionali, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. Quando abbiamo programmato questa data con CNA assolutamente non pensavamo di cadere in questa congiunzione astrale. Sono numeri chiari. Dobbiamo cercare di attivare all'interno della nostra regione quello che è una sinergia per promuovere lo sviluppo dell'impresa, lo sviluppo del territorio. Io credo che
portiamo via qualcosa agli altri, anzi creando opportunità nel nostro territorio creiamo opportunità anche per il resto d'Italia. Io credo che se pensiamo che una regione, un'impresa sia capace di sviluppare economia, sviluppa economia per tutti. L'applicazione del regionalismo differenziato infatti comporterebbe un incremento dei bilanci di 9,9 miliardi di euro tra spesa diretta e fondi agli enti locali per le 3 regioni interessate. Sono circa 3,8 miliardi di euro che passerebbero appunto dallo Stato centrale alla gestione della Regione Veneto. Questo ovviamente avrebbe effetti positivi sul bilancio regionale, incrementerebbe di circa il 30%, ovviamente con maggiori risorse ci sarebbero anche maggiori competenze da gestire. Non solo. Abbiamo visto che la partita finanziaria delle risorse che si sposterebbero è importante, ma non è una cosa che scasserebbe a nostro avviso i conti pubblici, perché siamo nell'ordine di circa appunto 3,8 miliardi, di cui 2 sono rappresentati dai costi del personale del comparto scolastico. Quindi a costo storico questo si tradurrebbe semplicemente in uno spostamento di quello che viene gestito oggi dallo Stato, qui in Veneto, a una gestione diretta da parte delle regioni, senza alcun impatto negativo sui conti pubblici. E a dar manforte alla Regione nella sua richiesta sempre più pressante è il Friuli Venezia Giulia, che di autonomia se ne intende. Sentiamo le parole del governatore Massimo Fedriga. No, noi le abbiamo molto chiare come idee. Spero che se le chiariscono tutte la compagine di governo, non soltanto la Lega, perché non portare avanti l'autonomia vuol dire penalizzare i cittadini. E mi auguro che nessuno si voglia mettere in capo questa responsabilità. La buona amministrazione ne di testimonianza Friuli Venezia Giulia che quando l'autonomia viene esercitata bene si spendono meglio i soldi e si danno migliori servizi ai cittadini. La Corte d'Appello di Venezia ha deciso in merito al secondo grado di giudizio del processo Mose, accogliendo di fatto le richieste della Procura Generale. L'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e l'ex presidente del Magistrato alle Acque Maria Giovanna Piva non hanno vista riconosciuta l'assoluzione piena. Per loro rimane l'assoluzione per una parte dei capi d'accusa e reato prescritto per gli altri, come era avvenuto in primo grado. Il collegio ha dichiarato il non doversi procedere per l'ex ministro Altero Matteoli, ritenendo il reato estinto per morte dell'imputato e revocando le corrispondenti situazioni civili. Per l'imprenditore Erasmo V viene confermata la condanna a 4 anni per corruzione, ma gli viene ridotta la confisca dei beni a 9 milioni di euro. Infine per l'imprenditore Nicola Falconi scatta il non doversi procedere per prescrizione del reato, mentre per l'ex presidente di Adria Infrastrutture, Corrado Crialese, la pena è stata rideterminata in 1 anno e 8 mesi. A tutti gli imputati vengono accollate le spese processuali, mentre 5 Falconi e Crialese hanno visto una diminuzione di quanto dovuto a vario titolo alle parti civili. Ancora un incidente mortale con vittima un motociclista, è accaduto in tarda mattinata a Chiarano nel Trevigiano, vittima un giovane di origini brasiliane, padre di 3 figli. Terza vittima trevigiana della strada in soli 5 giorni. Alle 12:30 a Chiarano ha perso la vita un motociclista di 39 anni di origini brasiliane, Lucio Eder Zuanazzi. La sua Ducati si è scontrata con un'auto lungo la strada provinciale, via Magnadola, venendo sbalzato nel fossato. Il 39enne sposato e padre di 3 figli è morto praticamente sul colpo. Sono stati i vigili del fuoco di Motta di Livenza e i paramedici del SUEM 118, intervenuti con ambulanza ed elisoccorso da Treviso, a scendere nel fossato per imbarellare il Centauro. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, Zuanazzi era già morto. Saranno ora i carabinieri a cercare di fare luce sulla dinamica dell'incidente e a indicare alla procura eventuali responsabilità dell'automobilista. La vittima, che abitava a Chiarano, era consulente di un'agenzia che si occupa dell'ottenimento della cittadinanza italiana a figli e nipoti di emigranti. Solo martedì mattina a morire per un incidente analogo sulla Treviso Mare, a Meolo, era stato il 40enne Walter Ross, uno dei titolari del Celtic Pub di via Roma. In A27 era morto nell'incendio della sua auto all'altezza di Mogliano un giovane autotrasportatore, il 37enne Marco Gasparotto. I suoi funerali saranno celebrati domani alle 16 a Mansuè. E oggi a Casale sul Sile, sempre nel Trevigiano, si sono celebrati i funerali della 13enne travolta e uccisa in bicicletta la scorsa settimana, funerali commoventi con un saluto a Gloria che il parroco ha voluto fare riferendosi alla sua passione per la scrittura. Lacrime di rabbia per una fine assurda, così hanno aspettato che il feretro di Gloria Simeonato
La tredicenne, morta dopo un incidente stradale mentre era in bici, entrasse nel piazzale antistante la parrocchia di Santa Maria dell'Assunta, in piazza all'Arma dei Carabinieri. Centinaia le persone arrivate non solo da Casale sul Sile, piccolo centro del Trevigiano, ma anche dai paesi vicini per dare l'ultimo saluto alla ragazza gentile e dal sorriso bello come il sole. Su un banchetto all'ingresso della chiesa c'era la sua foto con su scritto «Ora scriverai per gli angeli e nuoterai tra le stelle» e un libro dove in molti hanno lasciato un commento per ricordarla. C'erano gli amici di scuola, la squadra di pallavolo dove giocava e tanti altri. Un silenzio rigato dai pianti dei ragazzi che hanno voluto accompagnare fino all'ultimo viaggio la salma di gloria coperta da fiori colorati. 5 giorni di agonia e il cuore che si ferma. La tragedia colpisce la famiglia Simeonato, ancora oggi incredula e distrutta per aver perso la loro figlioletta. Sfilano mamma Oriana e papà Marino dietro la bara, per poi chiudersi nel loro dolore accanto a Gloria al centro della navata della chiesa. E oggi possiamo dire quanto ci manca, quanto importante è stata la sua presenza, vulcanica, dirompente, così come sapeva essere, discreta, attenta a tutti. Un'omelia, quella del parroco, a tratti interrotta dai pianti. Un'omelia intrisa di affetto nel ricordare la piccola Gloria morta troppo presto. Era una promettente studentessa e le piaceva la scrittura, tanto da essere premiata al concorso letterario Tu, io e i mondi possibili. Una storia dal finale maledetto che ha lasciato la comunità senza la loro figlia prediletta. E ora veniamo al devastante rogo che si è sviluppato in un'azienda della Bassa Padovana con centinaia di migliaia di polli rimasti carbonizzati. Il fumo nero visibile a distanza di chilometri, danni ingenti e migliaia di polli bruciati nel devastante incendio che venerdì pomeriggio è divampato in un'azienda zootecnica che alleva pollame a Santa Margherita d'Adige nella Bassa Padovana. Le fiamme hanno completamente avvolto l'intero capannone e hanno invaso in breve tempo anche una struttura attigua. Al momento non risultano persone ferite tra i lavoratori e i titolari dell'azienda di proprietà della famiglia Cillo, ma sul posto sono arrivate le ambulanze per prestare soccorso in caso di eventuali intossicazioni, visto che i fumi avvolgono l'intero complesso di capannoni. Il bilancio più grave però riguarda gli animali. Una prima stima parla di oltre 200.000 polli morti nel rogo a causa delle fiamme e del fumo. L'azienda di grandi dimensioni infatti allevava 270.000 capi. Un danno enorme per la proprietà a cui si aggiunge il capannone completamente distrutto dal rogo. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco arrivati da più province del Veneto, numerose le squadre giunte da Padova, Este, Rovigo, Vicenza, Lonigo e Treviso. Ci sono 8 autobotti e circa 40 pompieri che da ore lavorano senza sosta. Una volta domate le fiamme sicuramente sarà avviata un'indagine per chiarire le cause del rogo, partito con ogni probabilità dal capannone dove sono allevati i polli. La colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza anche lungo l'autostrada A13. 4,5 quintali di sigarette di contrabbando sono state ritrovate sequestrate dai finanzieri del comando provinciale di Verona. È stato individuato e controllato un camion che trasportava generi alimentari, ma quel carico, apparentemente privo di sospetti, era solo un paravento per il trasporto di oltre 22.000 pacchetti di sigarette delle più note marche di tabacco per un peso complessivo di 450 kg. I tabacchi di provenienza estera e privi di contrassegno fiscale erano racchiusi all'interno di sacchi in cellophane mischiati nel carico di copertura. I successivi controlli hanno permesso di individuare 4 persone di origine tunisina denunciate all'autorità giudiziaria. E ora veniamo al caso del piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta, volato in America per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. È uscito dalla sala operatoria, tutto è andato per il meglio. Vediamo il video che mamma Erika ha girato con lui in ospedale. Alle 10 ora della Florida, mamma Erika ha potuto dare un bacio al suo piccolo dopo ore di operazione. Ecco i primi istanti del piccolo Joe appena sveglio, già pronto a giocare con la mamma su quel letto d'ospedale troppo grande per un bambino della sua età. E quella come fa? Quella moto dove va? Quella moto dove va?
Hai sonno? No. Guarda, e qui c'è Goldrake. C'è anche Goldrake sul letto di Joe a fargli compagnia assieme all'energia di tutte le persone che hanno accompagnato lui e la sua famiglia fino a questo punto. C'è spazio anche per una piccola merenda, ma la stanchezza e il dolore si fanno sentire sul nostro cucciolo di eroe. Hai mangiato che cosa? L'ovetto? Hai mangiato l'ovetto Kinder? Guarda che pancia grossa che hai fatto. Hai la pancia grossissima. Il messaggio che mamma Erika lancia via social è un respiro di sollievo dopo mesi di angosce e timori. Mio figlio è un vero uomo, dice la mamma con l'orgoglio di chi vede il proprio piccolo affrontare un percorso che farebbe paura a un adulto. Sui social tantissime persone hanno risposto all'annuncio della buona riuscita dell'operazione con un enorme abbraccio che sicuramente darà a Joe, mamma Erika e ai loro cari l'energia di cui hanno bisogno. Ci fermiamo adesso per qualche istante, ritorniamo tra poco. Di nuovo in diretta con l'informazione di Antenna 3, andiamo a Venezia perché è arrivata la notizia tanto attesa, il Venezia Calcio è stato ripescato e torna in Serie B. Il Venezia FC torna in Serie B. Il Consiglio federale della FIGC ha decretato l'esclusione dal campionato 2019-2020 del Palermo a causa delle gravi inadempienze evidenziate dal club rosanero all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, restituendo così al Venezia il posto che aveva perso a causa delle ultime vicissitudini al centro di numerose polemiche. Ritorniamo nella categoria che ci compete. Dopo 2 mesi difficili, 2 mesi in cui è stato difficile gestire questa situazione perché siamo stati spostati da una lega all'altra per vicissitudini in cui noi poco potevamo incidere e finalmente abbiamo l'ufficialità per la nuova stagione. Il Venezia di Mister Cosmi era retrocesso in C dopo aver perso i play-out contro la Salernitana. Play-out che non si sarebbero dovuti disputare perché la squadra era già stata dichiarata salva. Ora si riparte sotto la guida di Alessio Dionisi. Ripartiamo consapevoli di tutto quello che è stato fatto per mantenere questa categoria e cercheremo adesso di concentrarci sulla nuova stagione. La squadra è partita oggi per il ritiro di Mezzana in Val di Sole e la squadra oggi è ancora al 50-60% per la parte di allestimento della squadra. Il direttore sportivo sta lavorando per completare la rosa con degli elementi importanti e quindi siamo fiduciosi di arrivare alla prima partita in Coppa Italia con la squadra definita al 90%. E si respira aria nuova a Cortina dal 24 giugno, giorno della storica assegnazione delle Olimpiadi del 2026. Le cose sono effettivamente cambiate, c'è grande entusiasmo, dice il sindaco Ghedina. Lo struscio in Corso Italia all'ora dell'aperitivo è più vivace del solito. Il popolo dei vacanzieri, pure quelli mordi e fuggi, ha risposto anzitempo all'appello e la regina si offre di già in splendida forma. La stagione estiva si apre sotto i migliori auspici dopo l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. La svolta è decisamente alle porte. Devo dire che c'è un grande entusiasmo nella consapevolezza che ovviamente Cortina è sempre stata al centro dell'attenzione. Devo dire che dal 24 giugno le cose sono effettivamente cambiate, lavoriamo con un obiettivo veramente importante, internazionale e sul quale ovviamente abbiamo un progetto molto serio. La risposta allo storico risultato è sotto gli occhi di tutti. Si respira un'aria molto positiva, infrastrutture che arriveranno sicuramente nelle prossime stagioni, quindi direi molto bene, siamo molto positivi. I commercianti, la gente, vediamo sempre Corso Italia, forse più affollato del passato. Sì, devo dire innanzitutto che la stagione è molto buona, quindi registriamo già da giugno una bella affluenza, molti stranieri, molte manifestazioni nel weekend, però devo dire che dal 24 giugno le cose sono nettamente cambiate, c'è un grande entusiasmo da parte di tutti gli operatori economici, ma anche ovviamente dai residenti e dai turisti che vengono a trovarci in stagione. E alle infrastrutture che si guarda con grande attesa, in primo luogo la viabilità della parte alta della provincia, su cui già si lavora per i mondiali di sci 2021, e poi
poi c'è la macchina operativa che si muoverà per le Olimpiadi. Stiamo pensando al tipo di società che gestirà l'evento olimpico, siamo abituati a fare le cose per bene, per questo probabilmente abbiamo vinto anche questa candidatura, quindi la Presidenza, l'amministratore delegato, le varie rappresentanze delle città e delle regioni appunto che sono all'interno del progetto e ovviamente una serie di riunioni pensando ad una legge olimpica. Questo è il nostro obiettivo, che metta al centro ovviamente le due città, le due regioni, per avere tutta una serie di opportunità e di infrastrutture con tempistiche più veloci e anche ovviamente con una ricaduta a favore del pubblico ma anche del privato. Ieri la maxi esercitazione delle truppe alpine dell'esercito sulle 3 cime di Lavaredo, oltre 700 soldati impegnati, un evento che in zona non veniva organizzato da 30 anni. «700 soldati da 8 nazioni diverse e un comando NATO. Scenario di guerra in tempo di pace. Sospesi nel vuoto in cordata, elicotteri che calano cannoni e aerei di attacco al suolo della base di Strana come scorta. 34 anni dopo, le 3 cime di Lavaredo hanno ospitato l'esercitazione organizzata dalle truppe alpine dell'esercito. Non accadeva dal 23 agosto 1984. I militari impegnati sotto lo sguardo attento del generale Salvatore Farina, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Prima le arrampicate, oltre 200 alpini particolarmente addestrati ad operare sulle pareti di roccia, saliti lungo 14 vie aperte sulle 3 cime, in prima fila gli uomini delle brigate Giulia e Taurinense. Poi, sopra le 3 cime, hanno iniziato a volteggiare gli elicotteri, con a bordo le squadre di militari pronti a calarsi tra le rocce, sotto lo sguardo degli AMX di Strana. Impiegati gli uomini del secondo reggimento alpini e diversi altri assetti specialistici provenienti dalle forze speciali. La montagna è nel DNA degli alpini, oggi come ieri le sue esigenze e le sue regole dettano l'addestramento così selettivo da fare dei soldati di montagna dei militari al quadrato, ha sottolineato il generale Berto, comandante delle truppe alpine. L'addestramento che la montagna permette è irrinunciabile per l'alpino. Vi ricordo i nostri riferimenti per segnalarci disagi, disservizi nello spazio a voi dedicato, lo dico ad antenna, sms WhatsApp al 351 1755 340, email a redazione @antena3.it, telefono e segreteria 0422 02 30 898. Questa sera dopo i nostri telegiornali a 20:10 si parlerà di autonomia bloccata. In studio Riccardo Barbisan della Lega e Nicola Talmi della CGIL. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, il meteo per domani. Buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, anche se non mancherà una lieve instabilità. Vediamo dove nel dettaglio di sabato 13 luglio. Sul Veneto al mattino sarà soleggiato dappertutto, dal pomeriggio sarà possibile qualche veloce acquazzone sui rilievi alpini che localmente potrà estendersi fin verso le pianure limitrofe, tuttavia meno probabile sulle aree costiere. Migliorerà ovunque già entro la serata. Temperature stazionarie con clima piuttosto mite, minime comprese tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra 26 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, col passare delle ore avremo i consueti temporali sulle Alpi, in sconfinamento anche alle aree pianeggianti limitrofe e anche fin verso le coste. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese invece tra 25 e 27 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove prevarrà un tempo stabile al mattino, poi vediamo saranno possibili dei fenomeni instabili soprattutto sui settori alpini di confine.
Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 27 e 28 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.